13, buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre, ogni mercoledì insieme, speriamo alla CGIL, affrontiamo i temi di tutti i giorni. Oggi è anche legato a una manifestazione che stanno preparando per alcune richieste che vi presenteremo tra poco. Fai vedere lo studio, dai Bob, veloce prima che dopo sia troppo tardi. Eccolo qua, l'ho detto insieme, ma non lo so, adesso vediamo se volete, possiamo andare a richiesta. Canto? Cosa faccio? Canto? Allora no, stanno arrivando perché c'era una conferenza stampa che è finita da poco, quindi intanto potete prenotarvi allo 0422 1626 798 a richiesta, possiamo fare quello che volete in attesa degli ospiti. Vai Renzo, facciamo pure accomodare Paolino Barbiero. Bene, buongiorno, ben trovato. Ciao. Buongiorno. Scusate. Sì. Niente, abbiamo le slide pronte, no? Che, sì. Per quel timing IRPEF eccetera. Salutiamo e ringraziamo allora Paolino Barbiero, segretario generale dello SPCGIL Treviso, pensionato. L'ingresso come sull'inghe? Sì, beh, l'ingresso, ci voleva la campanella, suona la campanella, è vero. Poi adesso si accomoderanno Annarita Contessotto e Gloria Geromel. Annarita qui, facciamo così ci capiamo. Ecco, tutto il bello della diretta, buongiorno Ferdinando, piacere. E Gloria che è già stata nostra ospite. Allora, adesso insieme a Roberto Durigon, Alice Montagnier, Renzo Sortori facciamo vedere anche le slide, però visto che convocate le conferenze stampa a mezzogiorno a 60 minuti da ore 13, quindi su questo possiamo anche discutere. Dovevamo convocarla alle 11:30. No, ma io farei anche 10:30 perché sennò... Ecco, quindi vabbè, ce l'abbiamo fatta lo stesso, siamo qui. Abbiamo scritto pensionati in piazza 25 giugno, cosa state preparando? Manifestazione? No, ci sono Gloria. dei presidi che facciamo come sindacato pensionati assieme ai lavoratori che operano nelle case di riposo, perché è 18 anni che stiamo attendendo la riforma delle IPAB, che sono gli istituti pubblici per anziani, istituti pubblici anziani e beneficenza, ok? No, scusa, istituti pubblici di assistenza e beneficenza. Siccome sono pubblici, è bene che la Regione, che è l'unica in Italia che non ha ancora fatto la riforma, la faccia tenendo presente questa P, che mantenga pubblici questi istituti, che sono di assistenza e di beneficenza a favore degli anziani, che sono frutto di donazioni che chi aveva più soldi li ha dati perché facessero questa funzione, questa missione. Avevamo già parlato qui anche in un'altra puntata, abbiamo raccolto delle firme perché ci siano più impegnative, perché ci sono posti letto superiori alle impegnative, quindi una parte consistente di anziani, se vogliono andare in casa di riposo, devono pagarsi la retta piena, certo. 80-90 euro al giorno. In più, siccome stiamo concludendo la campagna fiscale, abbiamo verificato che c'è un sistema fiscale per portare in detrazione e deduzione quanto pagato di retta che è fuori per fuori. Ci sono case di riposo dove ti certificano 3.000 euro, ci sono case di riposo dove ti certificano 12.000 euro e in mezzo ci stanno tutte le altre. Quindi in questi presidi, che se poi c'è il volantino lo fai vedere, che le facciamo in tutte le zone, faremo un'ulteriore raccolta di firme per chiudere, perché siamo attorno ai 7.000, quindi abbiamo superato... Questo è il volantino, no? Sì, abbiamo superato, non lo vedo, abbiamo superato le 5.000 previste, puntiamo ad andare sopra le 7.000 e poi verranno consegnate in regione, vediamo se a luglio o settembre. Quindi presso gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza per anziani dalle 10 alle 12 c'è il presidio, sì, no? Sì, ecco, noi abbiamo scritto in piazza, ma insomma sì. Praticamente se si scorre sotto là ci sono le cose che vi ho detto, sintesi. Cosa si chiede alla Regione del Veneto, no? Che sono quelle cose di cui abbiamo parlato anche nei mesi scorsi, dove è andato la Lanzarin, si ricorda l'assessore regionale sociale e sanità, la riforma delle IPAB, istituti pubblici, entro fine legislatura, dopo 18 anni di attesa, perché bisogna salvaguardare il patrimonio pubblico di solidarietà e professionalità delle IPAB venete, più impegnative di residenzialità, meno attesa per la SVAMA che dobbiamo ricordare, uguali vantaggi fiscali per le rette. Questa è la sintesi, poi noi distribuiremo il volantino completo e c'è credo anche una slide che indica i posti dove facciamo i presidi. No, adesso la cerchiamo, cos'è la SVAMA, la dobbiamo ricordare? La SVAMA è la scheda di valutazione medica per l'anziano, è quella che certifica il fatto che tu hai la possibilità di andare in una casa di riposo e di acquisire l'impegnativa.
E anche qui, siccome devi andare all'ULSS per avere la certificazione di invalidità e inabilità, poi devi passare all'INPS, ci sono dei passaggi delle volte troppo lunghi, perché bisognerebbe, come abbiamo tra l'altro già sperimentato a Treviso, mettere insieme le due strutture. Se si mette insieme la struttura INPS e la struttura ULSS, la persona va in un unico posto, in un unico giorno, fa tutte e due le visite e non solo perde meno tempo la persona e la famiglia che deve accompagnarla, ma ci mette meno tempo anche la struttura pubblica, perché quando una persona gira 2 volte ci devono essere 2 strutture che la seguono. È come si dice l'uovo di Colombo, ma c'è il referente unico, no? Che si diceva. Beh, ma su questo è sensibile la Regione? Che impressioni avete? Diciamo che è sensibile l'INPS di Treviso e l'ULSS di Treviso, perché abbiamo già fatto un accordo per sperimentare questa cosa a Treviso. Vorremmo fare in modo che questa sperimentazione, che sta dando risultati positivi, fosse estesa anche a Castelfranco e a Conegliano. E Gloria e Narita invece cosa ci dite voi? Gloria? Allora, io con l'età di rappresentante del patronato Inca volevo confermare che ci sono delle scadenze sempre per presentare la domanda di pensione per accesso all'APE sociale. La prossima scadenza è il 15 di luglio, bisogna avere dei requisiti che verranno certificati. Dopo li ricordiamo. E dopo li ricordiamo, e poi la presentazione telematica degli assegni familiari che dal 1° aprile l'INPS ha messo online. Sì, questo bisogna fare. Narita, con te che carte hai preparato? E io ho preparato un prospetto che riguarda l'addizionale IRPEF pagata dai contribuenti trevigiani per tutta la provincia e di Treviso. Siamo ricchi? Sì. No. Sì. Allora, diciamo che la fascia di popolazione, le fasce di reddito che pagano ovviamente di più sono quelle dei pensionati e dei lavoratori dipendenti. Che pagano di più? Sì, che danno un contributo maggiore. Precisamente i lavoratori del reddito da lavoro dipendente assimilati il 58% e il reddito da pensione il 27%. Quello poi che abbiamo sviluppato da questo articolato è come il lavoro di contrattazione sociale che il sindacato fa con tutti i comuni della provincia trevigiana ha dato esito a un percorso dove i 46 comuni su 95 hanno adottato un'esenzione e i contribuenti sono 48.547 esentati, compresi nella fascia di reddito tra cioè che hanno avuto, chiamiamo, delle agevolazioni, sì, delle dopo agevolazioni, la contrattazione. questo per tutelare le fasce di lavoratori più fragili e anche meno abbienti. Allora, facciamo così, adesso C'è anche quella tabella là, abbiamo mandato. lo so, ho visto, però è molto difficile da leggere. Adesso proviamo a trasmetterla se riuscite. Facciamo vedere dove facciamo i presidi, che così vedono. Infatti ora lo cerchiamo. Allora, ci fermiamo per un minuto, ricominciamo, avete visto un po', questi sono i temi, allora, abbiamo scritto in piazza, ma il 25 giugno sono dei presidi, quindi avete sentito davanti alle IPAB per quelle richieste che tra poco ricorderemo. Pochi istanti torniamo su questi temi, a tra poco. Allora, torniamo in diretta insieme alla CGIL che risponde alle vostre domande, quindi vi ricordo 0421 626 798, abbiamo visto e introdotto i vari temi, c'è principalmente questo dei presidi il prossimo 25 giugno, quindi davanti alle sedi delle IPAB. Tra l'altro abbiamo preparato i vari luoghi, se Alice ci dà una mano, ecco Alice, vediamo il dove? Così diamo l'appuntamento a quanti ci seguono. Eccolo qua, residenza Casa Albergo in via Borgo Mazzini a Treviso, qua dalle 10 alle 12, vi ricordo. Siamo sotto il plateatico del Bottegon. Sotto il plateatico del Bottegon. Si entra da Porta San Tommaso, di fronte c'è l'Isera, in fianco c'è il plateatico del Bottegon, siccome c'è mercato siamo là a raccogliere anche le ultime firme, casomai se ne raccogliamo tante faremo anche un brindisi. Cesana Malanotti a Vittorio Veneto, che è di fronte all'ospedale. Sempre dalle 10 alle 12, vi ricordo, è il 25 giugno. Siamo suddivisi. Poi c'è il centro residenziale anziani Sartora Castelfranco, anche questo è vicino all'entrata vecchia dell'ospedale.
Poi c'è la casa di riposo Fenzi a Conegliano in via Speranzon, che è anche là a circa 300 metri dall'ospedale sulla strada principale a destra. Poi c'è la RAO, che è la residenza per anziani di Oderzo, che è su una piazza, adesso non ricordo quale, ma insomma quelli di Oderzo Via Luzzatti 30 sanno dov'è. E poi c'è l'istituto San Gregorio, via dei Cappuccini a Valdobbiadene, e là, siccome ci sono anche a poliambulatori la casa di riposo, ci metteremo davanti alla chiesetta dove c'è una fontana. Perfetto, così Quindi ricordiamo. tutti quelli che in quei giorni passano in quelle zone, se vengono a darci una mano a far crescere le firme e a rendere evidente che ora è tempo che si faccia la riforma degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, credo portino un contributo a un problema che magari oggi anche qualcuno è giovane e pensa che non possa servirgli, ma un domani... No, perché Paolino Barbiero dice sempre, però insomma, noi dobbiamo fare le battaglie per quando prima o poi, esatto, dice, prima o poi insomma, dovrà toccare a tutti, dice, quindi è bene che le cose funzionino meglio, insomma, questo dice. Non ho capito, ma siccome avevamo coinvolto appunto l'assessore Lanzarin qui all'Antena 3, risposta alla vostra raccolta firme, eccetera, eccetera, quello che mi colpisce è soprattutto la differenza tra istituto e istituto è nelle detrazioni, giusto? Sì, lo stiamo vedendo proprio adesso. Noi avevamo fatto una ricerca l'anno scorso, abbiamo tra l'altro documentato tutto alla Regione e abbiamo detto: guardate che questa cosa qua la potete risolvere in 10 minuti come hanno fatto in altre regioni del nord Italia. Siccome l'Emilia Romagna, no? Sì, l'Emilia Romagna, anche la Lombardia, partendo da un presupposto molto semplice: chi accredita le case di riposo è la Regione, chi stabilisce la quota e quante impegnative dare è la Regione attraverso un percorso partecipativo nei piani di zona, tutto quello che ci va dietro, però poi è la Regione che ci mette il timbro finale. Chi stabilisce gli standard di come devono essere i servizi e di quanto personale ci deve essere in rapporto alla popolazione anziana e alla tipologia di gravità che ha l'anziano in casa di riposo è la Regione, non si capisce perché la Regione con l'Agenzia delle Entrate non possa stabilire che della retta, come hanno fatto l'Emilia, si porta in deduzione il 50%. Tra l'altro proprio ieri eravamo in una casa di riposo in cui gli stessi direttori ci dicevano: guardate che a fare il conteggio per noi, non essendoci norme chiare, è complicatissimo, ci sono persone dedicate giorni e giorni per fare i conteggi da rilasciare agli ospiti. Quindi si semplificherebbe la vita a tutti e si eviterebbe anche che qualcuno facesse il furbo, perché quando da una parte ti fanno portare in detrazione 3.000 euro e dall'altra parte ti fanno portare in detrazione 12.000, secondo me c'è qualcosa che non funziona. Allora, adesso Annarita hai facoltà di stordirci con quelle cifre. Sì. No, cioè, mi raccomando, facciamo una cosa semplice perché sono tanti numeri, dobbiamo spiegarli perché si possono anche giocare all'otto. Esatto, scegliete se avete piacere, prendete alcuni a caso e giocateveli. Allora, vediamo la grafica, ecco, grazie Alice. Magari forse possiamo zoomare un altro po' perché non... ecco, grazie, davvero, non riusciamo a leggere molto bene. Che cosa sono queste? Allora, questa comune per comune, no? Alcuni comuni. I comuni che hanno avuto l'introito maggiore dal 2013 al 2017 di addizionale IRPEF. Cioè differenze tra il 2013 e il 2017. Treviso città cosa vuol dire? Che si è incassato meno di più? Cioè incassato, si è pagato di più di tasse? Sì, la differenza è sulla... No, più non tasse. che si è pagato di più, no, che sono aumentati gli introiti da quelle tasse. Sì, no, ecco, sì, esatto, cioè che vuol dire magari più persone, più residenti. Cioè, Treviso incassava 8 milioni e mezzo nel 2013, nel 2017 ha incassato 9 milioni e 470, quindi 933 in più. 933.000 euro in più. Siccome ci sono 933.000 euro in più, noi vogliamo contrattare che questi 933.000 euro in più vengano spesi bene a favore dei ceti sociali più deboli, pensionati, lavoratrici che hanno stipendi più bassi, perfetto, eccolo qua. Giovani che hanno bisogno di sostegno. Quindi... Perché Susegana e Monastier sono in rosso? Prima domanda. Allora, c'è un motivo particolare per cui... Susegana e Monastier sono in rosso perché sono quelli che nell'analisi dell'andamento delle aliquote tra il 2013 e il 2018
Hanno il delta di incremento maggiore? No, hanno avuto un incremento però precedente al blocco delle aliquote che era nel 2015. E per blocco delle aliquote voi intendete l'intervento vostro della contrattazione con i sindacati? Cosa intendete? No, è stata per normativa del 2013 e nel 2014 con il governo Renzi c'è stato il blocco delle aliquote, ma questi sono evidenziati perché fanno parte di tutta una serie poi di analisi più articolata dove venivano evidenziati in rosso i comuni che avevano avuto un aumento dell'aliquota differenziata anche o della fissa, ecco. Allora, me lo fate rivedere, poi sentiamo la telefonata, quindi giusto rapidamente, risulta in questi anni un aumento, oppure nel 2017? Un introito maggiore. Esatto, rispetto al 2013? Sì, sì, di questi comuni. Quindi Treviso incassa, diciamo, dalle tasse quindi dei suoi cittadini 933.000 euro in più, che vuol dire magari più residenti, l'abbiamo detto, ha più motivazioni, non solo le aliquote, no? Aumento no, anzi perché le aliquote... Il fatto che sono aumentati i redditi, cioè le persone che lavorano hanno rinnovato il contratto, certo. Con il rinnovo del contratto è aumentata la retribuzione, siccome l'addizionale è in percentuale, se aumenta il 100 aumenta anche quanto viene sottratto. A Susegana 648.000, Mareno 501.000, Oderzo 484.000, Villorba 433, Castelfranco, uno dice tutti i comuni sono più ricchi rispetto a una volta, che poi non è vero. No, perché poi c'è anche l'altra tabella dove ci sono comuni che rispetto a 4 anni fa incassano meno. Che è quella di a destra? Sì, o quella quelli che hanno incassato meno. Ecco, grazie mille, perfetto. Montebelluna incassa 3.280 euro in meno, Zenson 22.000, 23.000 Follina, eccetera, Valdobbiadene 72.918. Sì. Infatti questo è un comune dove è difficile che si possa ottenere qualcosa per i più bisognosi. Ha abbassato l'aliquota. Su richiesta nostra, al posto di far pagare tutti i cittadini 0,8, li fa pagare 0,7. Ecco, questo anche, un bel intervento. Sentiamo la telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno signora, prego. Buongiorno, parlo da Montebelluna. Chiedo una cosa, stanno parlando del progetto per il discorso delle case di riposo. Però non hanno nominato di Montebelluna la casa Umberto I. Fa parte anche lei di questo progetto oppure no? Cioè più che progetto diciamo di questi presidi per il 25 giugno, no? Montebelluna? Sì, no, Montebelluna abbiamo scelto di andare a fare il presidio a Valdobbiadene. Primo perché c'è uno spazio più adeguato per fare il presidio perché quella di Montebelluna è un po' nascosta. Secondo perché vogliamo rilanciare anche l'idea di far completare alla Regione un accordo di programma che è previsto tra il Comune di Valdobbiadene, la Casa di Riposo Istituti San Gregorio e la Regione per riqualificare un'area di Valdobbiadene dell'ex ospedale a favore di tutta la cittadinanza per portare ulteriori servizi che oggi non ci sono. Siccome la Casa di Riposo ha i soldi per fare l'intervento, c'è la necessità che l'iter burocratico che si è incagliato in Regione venga sbloccato, per cui abbiamo scelto di fare la raccolta firme là anche per questo valore simbolico che vogliamo dare alla nostra presenza là. Cioè ci sono cose ferme che non si stanno facendo e che se si fanno ne beneficia tutta la comunità. Quindi signora lei è interessata diciamo in questo presidio? Certo, ma pensavo appunto che lo facessero anche a Montebelluna Ci va a Valdobbiadene? Ci va a Valdobbiadene? Sì, posso anche andare per quello, non è un problema. Allora, aspettiamo, ho voluto solo sapere il perché non è stato nominato Montebelluna. Ecco, per questo motivo qui che le ha spiegato adesso Paolino Barbiero, grazie per la domanda. Allora, Istituti San Gregorio, Vieri Cappuccini 2 a Valdobbiadene, dalle 10 alle 12 del 25 giugno. Grazie signora, un abbraccio, buona giornata. Vede, subito notano. Ma notano tra l'altro anche la casa di riposo Umberto I di Montebelluna, l'abbiamo incontrata, ci sono anche là dei progetti di ampliamento, stanno trovando i soldi, però siccome dovevamo scegliere un luogo dove era anche semplice fare il presidio e incontrare gente, a Valdobbiadene, siccome ci sono i poliambulatori e la casa di riposo, passa più gente, all'Umberto I è un po' fuori e rischia di non venire nessuno, neanche se chiamiamo voi giornalisti a fare le riprese. Se veniamo noi, figuriamoci, arriviamo tutti. Allora, Anna Rita, altro che volevi sottolineare poi di questi dati che abbiamo visto rapidamente? Cioè, allora, che cosa ci consegnano queste analisi? Cioè il fatto che
si debba fare magari, ecco, lì dove appunto i comuni risultano incassare di più negli ultimi anni di IRPEF, cioè di tassazione locale, per sgravare appunto le famiglie più bisognose, cioè c'è un margine di azione, questo sì, beh, è intendi? chiaro che i comuni che hanno comunque un ammontare positivo, quindi che hanno incassato di più, hanno più margine sia per garantire manovre come l'esenzione almeno della fascia di popolazione compresa fino a 10.000 euro o fino a 12.000, cioè margine incapiente un po' di più, più, no? Sì, per tutelare più fasce di popolazione fragile, e dall'altra anche dirottare più risorse per la parte della spesa sociale, quindi per quanto riguarda anziani, disabili, famiglie. Però loro vi rispondono: noi dobbiamo asfaltare le strade, cosa vi dicono? Con quei soldi i comuni cosa dicono? Dobbiamo asfaltare le strade, Paolino? Sì, dicono che bisogna asfaltare le strade, però i comuni hanno 50 missioni su cui fa la spesa, principalmente la spesa si concentra su 12, non c'è solo quella di asfaltare le strade. C'è quella di asfaltare le strade, ma c'è quella di dare risposta anche alle famiglie bisognose, agli anziani sempre più che vivono soli, per evitare le situazioni che spesso vengono raccontate anche dalle TV e dai giornali. C'è la necessità di dare servizi alle giovani coppie e ai figli per fare in modo che ci sia la possibilità di combinare di più la famiglia e il lavoro, quindi i cosiddetti tempi di lavoro. Ci sono molte cose, però dobbiamo dire che i comuni di Treviso sui sociale sono molto, molto attenti. E quindi noi facciamo tutta l'operazione perché questa attenzione non diminuisca, anzi che questa attenzione aumenti. Sostanzialmente, fatto 100 del bilancio di ogni comune, siamo su una media del 17%, 18% di spesa sociale. Poi ci sono comuni che spendono di più, comuni che spendono di meno, ma tutti questi dati servono anche per fare passi in avanti. Stamattina per esempio eravamo a Castelcucco, 1800 abitanti, e parlando col sindaco e il vice sindaco ormai tutti quanti ritengono utile fare in modo che per esempio sul sociale quei 6 comuni, perché uno si è fuso, cioè 2 si sono fusi, quei 6 comuni facciano politiche unitarie sulla spesa sociale, e per farle hanno già lo strumento perché c'è l'Unione Montana. Unione Montana, certo, che l'ha a Bagnomaria. Tiriamola fuori da Bagnomaria, facciamola funzionare e mettiamo dentro a quel contenitore tutta la spesa sociale. Se mettiamo dentro tutta la spesa sociale, intanto evitiamo sovrapposizioni anche nelle analisi. Se ne fa una unica, si risparmiano i costi di tutte le procedure burocratiche e questi possono essere riversati in servizi. Chiaro. Azioni di questo tipo erano già stati fatti con il comune vecchio di Borso del Grappa e Paderno del Grappa. Adesso che c'è Pieve del Grappa e gli altri comuni attorno, molto probabilmente si può fare un altro salto di qualità. Il problema è che bisogna fare in modo che queste cose non le conoscano solo gli addetti ai lavori, ma siano... E le stiamo raccontando qui, infatti. Bravo. Allora, telefonata prima di andare in pubblicità, poi con Gloria ricordiamo l'APE sociale cos'è, chi ne ha diritto. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Scusate la voce. Volevo dire una cosa, ma i soldi non sono mai a sufficienza, questo siamo d'accordo, però guardi che se c'è una categoria che sta meglio di tante altre, sono proprio i pensionati. Esatto. Adesso io le posso dire questo, che non bisogna sempre piangersi addosso, perché i pensionati penso che sia la categoria che stanno meglio, perché io conosco delle persone che hanno regalato 2 automobili ai suoi nipoti, regalate nuove di zecca, ma non ce ne sono queste ce ne sono anche altre. Voglio dire, i pensionati... Cioè, allora, sì, a parte i casi, diciamo, i più fortunati, le dice signore, i pensionati sono quelli che più tartassati. Sono la maggioranza i fortunati, per cui io sono una lavoratrice dipendente, ho 500 euro al mese e io non mi lamento con la pensione anche di mio marito, non è che sia una cosa astronomica. Chiaro, però sempre dai pensionati vanno a prendere, questo vuole dire. Certo. Guarda, Bisogna aspettare di accontentarsi, grazie mille, scusate. Niente, grazie a lei signora, ricominciamo anche dopo la pubblicità perché ha toccato un nodo fondamentale, se abbiamo capito bene, perché purtroppo era un po' disturbata la linea. Io ho Tra capito poco. bene.
Allora, torniamo in diretta e vi ricordo ancora 0422 1626 798 per fare domande, così come la signora di poco fa, che allora adesso abbiamo capito e interpretato per, la linea era disturbata, quindi lei dice ma tutto sommato ci sono anche pensionati che stanno bene, no? Perché comunque la pensione arriva tutti i mesi, è questo che diceva Paolino? Sì, diceva questo. Io mi permetto di dire che in ogni categoria ci sono persone che stanno bene, tra i pensionati, tra i lavoratori, tra i giornalisti, tra i lavoratori autonomi, tra gli imprenditori, però in ogni categoria ci sono anche persone che non se la passano bene. Allora, se prendiamo la provincia di Treviso, il 70% delle pensioni sono sotto i 1.000 euro. È chiaro che se in quella famiglia ci sono due persone, due pensioni da 1.000 euro e quindi arriva a 2.000, non è la stessa cosa di una famiglia dove ci sono solo i 1.000. Molto probabilmente dove ce ne sono 2.000 reggono un po' meglio, mettiamola così, perché stiamo sempre parlando di cifre lorde. Tanto per dare un ordine di grandezza, i redditi da pensione sono 215.000 in provincia di Treviso e il valore medio pro capite della pensione è 16.000 netti. È chiaro che questo valore medio è dato con un 70% che sta sotto i 10.000 euro e che l'altro 30% sta sopra i 20, sopra i 30, sopra i 40. Allora se prendiamo questi c'è un vantaggio. Poi se raffronto anche una pensione di 700 euro, che è poca, presa tutti i mesi, con una lavoratrice che fa lavoro precario a part-time e che ne prende 600, è chiaro che la pensionata sta meglio. Però il problema è che non posso fare questo raffronto per vedere chi sta meglio, perché secondo me stanno male tutti e due e dobbiamo fare la battaglia per far star bene tutti e due. E poi chi è in pensione perché ha lavorato una vita e quindi quello che ha se lo merita, invece poi vede che ogni tanto, il più delle volte viene ritoccato, non aumentato, ripreso. Sì, perché tra l'altro in questo mese eravamo anche il primo giugno, no? Dal primo giugno è stato fatto un conguaglio e di questi 215.000 pensionati, che sono quelli che stanno sopra la media dei 20.000, rispetto all'aumento che gli spettava in base alle leggi che ci sono e in base ai contributi che ha versato per oltre 40 anni, si è visto sottrarre una quota dell'aumento previsto. Tra l'altro sono gli stessi che hanno già lasciato per strada un pezzo di pensione con i sacrifici imposti dalla Fornero. E questo mi permette una polemica, sentirmi dire da chi che ha attaccato e sta attaccando continuamente la legge Fornero e dice che l'ha superata a piena voce anche in queste ore e poi sostanzialmente fa le spallucce sul fatto che a decine e migliaia di pensionati dal 1° giugno gli è stato tolto un pezzo di pensione, quindi agendo in percentuali diverse ma sullo stesso modo che ha fatto la Fornero, quindi hanno rubato meno ma hanno rubato anche loro, se vogliamo dire le parole come stanno. Allora, Gloria, ricordiamo cos'è l'APE sociale, così anche chi ti segue da casa eventualmente può capirne i confini. Certo, allora l'APE sociale, l'anticipo pensionistico, si può fare la richiesta in determinati casi, prima di tutto all'età di 63 anni, proprio perché anticipa la pensione di vecchiaia e per quanto riguarda la contribuzione bisogna avere almeno 30 anni di contributi ed essere in particolari condizioni, e cioè disoccupati che hanno finito la disoccupazione da almeno 3 mesi, invalidi civili del 74% oppure assistere una persona, un familiare disabile con il quale si convive da almeno 6 mesi. In questo caso il familiare disabile deve avere la legge 104 certificata con la maggior gravità. Mentre per chi svolge lavori gravosi si innalza, l'età resta sempre quella ai 63 anni, si innalza però la richiesta sulla quantità di contributi versati e devono essere almeno 36. Un'ulteriore, tra virgolette, facilitazione riguarda le donne, perché per le donne può esserci un anticipo di 1 anno o 2 rispetto all'anzianità contributiva e non all'età, perché resta sempre 63 anni, in base al numero di figli nati. La scadenza, siccome l'APE sociale
è stata rinnovata anche per il 2019, la scadenza ultima per il 2019 per la presentazione delle domande è il 30 di novembre, però la più vicina, la prossima, è il 15 di luglio per chiedere la certificazione, perché l'INPS deve dare la certificazione al lavoratore o alla persona che si trova nello stato di disoccupazione per fare la domanda. Quindi entro il 15 luglio? Quindi entro il 15 luglio, se si hanno le condizioni anche in via prospettica, bisogna presentare la domanda. Se si presenta dopo, chiaramente si avrà la risposta entro fine anno. Un'altra particolarità che riguarda l'intervento APE sociale è che per i lavoratori autonomi c'è solo la possibilità di accedere con l'assistenza al familiare con handicap grave, perché tutto il resto riguarda i disoccupati e quindi sono ex lavoratori dipendenti, e anche per gli autonomi, scusami, devono essere oppure invalidi civili, mentre se svolgono un lavoro gravoso, il lavoro gravoso viene certificato solo ai lavoratori dipendenti. Mentre lavoro gravoso per gli autonomi, diciamo, non c'è la certificazione. Non c'è questa no. certificazione. E quindi volevo ricordare appunto questo, e dopo ricordo anche la quota 100. Hanno iniziato a liquidare dal 1° di aprile i lavoratori dipendenti, dal 1° di agosto inizieranno a liquidare tutti i lavoratori ex dipendenti pubblici, e quindi stiamo aspettando di vedere le tempistiche anche per quanto riguarda gli ex dipendenti pubblici. La finestra cosa c'era? No? C'è ancora la finestra per loro di 6 mesi che resterà, quindi per loro la prima liquidazione rispetto alla pubblicazione della legge era il 1° di agosto. Dal 1° di agosto poi sarà tutti i mesi. Come sta andando? Cosa vi dicono? Perché sai, l'altro giorno abbiamo intervistato Tridico, no? Che quindi è venuto, era a Trieste se non ricordo male, a annunciare nuove assunzioni per gli uffici periferici dell'INPS, perché comunque c'è una difficoltà. Sì, credo che ci siano molte richieste, a mio parere, insomma, io vedo che ci sono molte richieste anche per quanto riguarda il calcolo, e secondo il mio punto di vista ci saranno, se parli dell'INPS come di altre amministrazioni pubbliche, ci saranno molte persone che decideranno di andare con la quota 100 in pensione piuttosto di aspettare 1, 2, 3 anni, perché non sono solo... L'altro giorno lui appunto ha dato queste cifre a Trieste, il presidente dell'INPS, che ha detto che ci sono 20 assunzioni più che altro per aiutare gli uffici, sì. no? Perché hanno difficoltà in questo momento anche nell'evasione delle richieste, e che fino a quel giorno, mi pare venerdì, sabato, i dati erano 167.000, mi pare 168.000 persone in Italia avevano fatto richiesta di quota 100. Anche perché il meccanismo funziona così: l'INPS riceve le domande, le varie tipologie di domande, assegni familiari, pensioni, invalidità, maternità, tutti i bonus che ci sono, cioè c'è uno scaffale di prodotti che si è allargato sempre più negli anni. Li riceve per via telematica o dalla persona, se è in grado di farsela, o attraverso gli intermediari, in questo caso sono i patronati, e per noi c'è l'INCA, oppure persone che vanno direttamente all'INPS. Il problema è che là ormai, con la riduzione del personale, si è formato un collo di bottiglia, nel senso che tutte le domande che arrivano hanno poi dei ritardi enormi nel trovare la soluzione, proprio perché non c'è più nessuno che lavora le pratiche, quindi trovando poi la persona incavolata da un versante con l'INPS ma anche con gli intermediari, perché non ricevono le risposte quando il collo di bottiglia è là. Quindi noi crediamo che appunto, non so come andrà a finire la roba sui navigator, ma sull'INPS sia importante davvero fare delle assunzioni e farle subito, perché Diciamo l'appello è ci vogliono i navigator come dell'INPS. diciamo sempre noi che siamo i soci di maggioranza dell'INPS, perché per tanti anni versiamo i contributi e poi prendiamo la pensione, noi dobbiamo volere bene all'INPS, però per volere bene all'INPS bisogna che chi lo dirige faccia delle scelte appropriate per migliorare la qualità dei servizi. Facciamo un esempio:
non mandano più molte comunicazioni a casa al pensionato e quindi il pensionato non sa se la sua pensione è variata, perché c'è una tassa in più, perché c'è una tassa in meno, o delle volte quando mandano delle comunicazioni, quando li chiamiamo per sapere cosa hanno scritto non lo sanno neanche loro. Siamo a questi livelli. C'è una persona che viene da noi a fare una pratica, noi non siamo in grado di vedere se la pratica è stata mandata avanti, è stata respinta perché è stata respinta. Quindi nell'era dell'informatica, cioè non c'è un aggiornamento nell'era costante dell'informatica e della telematica, noi spingiamo perché l'INPS faccia il salto, diventa l'INPS 5.0. Sì, come i pacchi, diciamo, so in che punto è il pacco che deve arrivarmi, no, nel tracciato, e devo vedere la pratica dov'è. Siccome su alcune cose questo funziona già, è che hanno introdotto tutta una serie di prodotti nuovi in fretta, vedi reddito cittadinanza piuttosto che comunque 100. Tridico ha detto, il presidente Linps l'altro giorno ha detto che quota 100 è sostenibile, che addirittura anche lì c'è... Beh, hanno avanzato anche soldi. Esattamente. Cioè che anche lì, come per il reddito di cittadinanza, c'è un risparmio, quindi il sistema regge. Solo che avanzano soldi sulla partita di costo che avevano fatto e invece quella partita di costo va messa dentro a tutto il bilancio dello Stato. Per partita di costo cosa vuol dire? Cosa loro hanno detto noi mettiamo 6 miliardi per fare questa cosa, sì. Poi alla fine ne spendiamo 5, quindi ne avanzano 1, ma i debiti che erano 7 sono diventati 9, quindi con quell'1 là che avanza molto probabilmente dovranno andare a coprire il debito. Vediamo. Allora, pubblicità e poi ultima parte insieme, prepareremo altri numeri a proposito. Anna Rita, a tra poco. .org 13:48, allora c'è già una telefonata pronta, dopo dobbiamo scongelare Anna Rita, dicevamo, perché fa troppo freddo nello studio, ma adesso torniamo da te perché sennò appunto si iberna. Telefonata da casa, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Una cortesia, vorrei chiedere a signor Paolino Barbiero un'informazione. Sì. Allora, io andrei in pensione il 1° di agosto. Vorrei sapere quanto mi devo fermare prima di cominciare a lavorare. In pensione con cosa? Con quota 100? Con età, con 67. Con i 67? Niente, poi sì. Sei in pensione e puoi svolgere dal mese successivo altre attività regolari, le puoi fare. Cioè io mi devo far iniziare all'azienda. Posso intervenire? Sì, aspetti, Gloria, che domanda vuoi fare? Così ci capiamo meglio. Scusi, lei è un lavoratore autonomo o dipendente? Sono dipendente. Ah, è un dipendente, va in pensione di vecchiaia praticamente, lei compie 67 anni. E sta aspettando i 3 mesi adesso? No, io vado in pensione il 1° di agosto. Ah, va in pensione il 1° di agosto e vuole ricominciare a lavorare. Noi consigliamo di attendere almeno un mese, lei deve cessare il rapporto di lavoro e rioccuparsi dopo circa un mese. Ah, ok. E poi, la ringrazio, mi scusi. E poi deve fare il supplemento se continua a lavorare fra 2 anni, deve venirci a trovare per fare il supplemento. Però fare da anni se ce la faccio. Venga a trovarci fra 2 anni. E poi può lavorare sempre fino a un massimo? Può lavorare quanto vuole, avrà solo il conguaglio una riduzione della pensione? No, non c'è riduzione della pensione, c'è il conguaglio fiscale. Come si chiama lei? Pronto? Io sono Fausto. Fausto? Sì. Posso fare una domanda? No, perché? Ma vai in pensione, ma perché si vuole restare a lavorare? Come, secondo lei? Capito la rispetto. Grazie Fausto, buona giornata. Arrivederci a voi. Di solito buongiorno. Si lavora per 2 motivi, diciamo. Perché il lavoro forse è passione, ma forse delle volte anche no, e perché poi prendi dei soldi. No, vabbè, certo, diciamo, per l'aspetto economico, oppure perché chiaramente comunque ci si tiene sempre in attività. Magari Gloria, volevi aggiungere qualcosa? E poi anche qua ci sono persone che hanno 67 anni, hanno avuto i figli tardi e vanno ancora a scuola, all'università e costano. E quindi sì, certo. Sono tanti i fattori, quindi. Sì, volevo aggiungere per i pensionati che poi hanno ripreso l'attività lavorativa che la contribuzione versata dopo la pensione deve essere richiesta a supplemento
con delle scadenze prefissate che sono 2 anni se ho già compiuto i 67 e dopo ogni 5. Però Fausto diceva lavorerò circa un paio d'anni, sì, insomma, quindi, no? Però se lui lavora tra 2 anni può chiedere supplemento e se ha una pensione, che ne so, oggi di 1.500, quindi va a integrare la pensione. 1.500 euro Capito. lordi, quello che verserà in quei 2 anni porterà la pensione da 1.500 a 1.520, 1.540, quello che avrà fuori. Questo è interessante, in effetti, questo è importante. Allora, a proposito di numeri, Anarita, tutto bene? Tutto bene, ho ripreso la sensibilità facciale. Vabbè, fa caldo, gli studi devono stare belli freschi. Allora, che numeri ci hai portato? Allora, qui ho una sintesi dei risultati del monitoraggio dell'andamento delle aliquote 2013-2017. Questo perché abbiamo fatto quest'ultima analisi. Visto che c'è stato lo sblocco delle aliquote adesso e la possibilità che hanno i comuni di alzarle e aumentarle, abbiamo pensato di monitorare la situazione nel Trevigiano, dato che anche a livello veneto molti comuni hanno aumentato le aliquote IRPEF. Esatto. Interessante questo. Sono le tasse. Le tasse, certo. le tasse. Quindi a Caerano San Marco l'hanno alzato di più 0,2 sempre in questi 4 anni, giusto? In questi 4 nell'arco di questi 4 Allora, tolto Maser, perché lo so a memoria, che ha aumentato quest'anno, tutti gli altri avevano già aumentato nel 2013. Prima del blocco. L'unica che ha Ok. aumentato dopo il blocco è Maser. Ok. Però comunque tra i 95 comuni trevigiani solo 14 hanno aumentato prima del blocco e uno solo post blocco. Ok. Poi, in quali comuni aumenta la differenziata? Sì, aumenta la differenziata in 8 comuni, a Fonte, Istrana, Loria. Spieghiamo cos'è l'aliquota differenziata. Allora, cos'è l'aliquota differenziata? Progressiva. È progressiva, cioè va da un minimo di 0,1 a un massimo di 0,8. Ok. E dopo è a discrezione del comune la scelta della progressione. Ecco. Vediamo ancora più giù, possiamo scorrere, chiedo alla regia, vediamo un po', perché Treviso non c'è, mi pare, no? No, perché no. io ricordo le aliquote erano ferme, mi pare. Sì, no? sì, Quindi, sì, perché ok. uno dei A punti anche Treviso abbiamo introdotto l'esenzione fino a 15.000 euro. che è l'esenzione più alta, e uno dei punti anche al tavolo di contrattazione è proprio quello di chiedere al comune di mantenere, diciamo, le medesime aliquote, di non alzarle. Cioè fino a 15.000 euro per i trevigiani aliquota IRPEF comunale zero? Sì. Esenzione, Per sì. Comuni Treviso. Comune di Comune Treviso. Anche Villorba ce ne sono, ecco là, qua vediamo. Eccolo qua. Ecco qua, e questa è la cosa che emerge di più, è che appunto il totale delle esenzioni sono applicate in 46 comuni e il numero di esentati, di soggetti quindi esentati, che sono 48.547. Sì, spieghiamo che E cioè, ovviamente da 0, per fasce di reddito. esatto, fino... da 0 a 8.000 sono i cosiddetti incapienti, quindi già Sì. non hanno, no? La cosa importante è che ci sia un intervento anche per chi tra gli 8 e i 10.000 Esatto, è tra gli 8 e i 10.000 annui e quindi ha una... Sì, fino tra gli 8 e i tassazione 10.000 favorevole. fino a 10.000, qui abbiamo calcolato il totale, sono 12.500 persone, da 10.000 a 13.000 altre 15.000 e da 13.000 a 15.000 sono 20.000, quindi la maggior... Anche perché ci sono 2 o 3 comuni grossi su quella In fascia di questi esenzione. sono 46 comuni sui 95 della sola provincia, diciamo, ovviamente di quello stiamo parlando, della provincia Sì. di Treviso, Sì. che hanno un intervento di attenzione, diciamo, alle fasce Esatto. più deboli sul fronte della tassazione. Bene. Quindi quasi la metà. Esattamente, però su questo io lo aggiungerei Valdobbiadene, perché è molto interessante, che è il caso di prima, che ha fatto scendere l'aliquota per tutti da 0,8 a 0,7, giusto? Sì. Valdobbiadene, E quindi- ma anche Susegana, ci sono stati 3-4 comuni che l'hanno fatta scendere. Sì, Valdobbiadene, San Polo di Piave, Zenson, Santa Lucia. Ah, che e vedi che è su lì. l'altra tabella, Sì. quella sopra... Sì, ah, esatto, ok, ok. le aliquote Sopra quella che abbiamo appena diminuiscono in visto, 7 ragazzi. comuni e comunque hanno alcuni di questi che hanno diminuito le aliquote hanno comunque delle esenzioni fino hanno a fatto tutte e due le 10.000. cose. Sì, possono fare anche entrambe le cose. Certo, questo è un dato importante, insomma, di attenzione. Va bene, Gloria, dobbiamo chiudere tra un minuto. Cosa ci siamo dimenticati? C'era un'altra cosa che dovevamo ricordare, vero? Gli assegni al nucleo familiare che dal 1 di aprile si presentano per gli attivi, quindi per i lavoratori dipendenti in modalità telematica,
È già presente nel sito dell'INPS la possibilità di fare anche di rinnovarli dal 1° di luglio al 30 di giugno del prossimo anno, e anche i nostri sportelli sono attivi per fissare gli appuntamenti e consegnare insomma tutta la lista della documentazione da presentare, perché adesso l'INPS riceve le domande solo telematicamente e farà il controllo tramite l'Agenzia delle Entrate e comunicherà al datore di lavoro l'importo erogabile. Anna Rita, buona copertina? Buona copertina? No. È quasi finita. Un minuto in più, perché bisogna capire la dimensione. Dal 1° di luglio sono più di 20.000 le persone che devono fare questa nuova procedura. Mentre prima la facevano su un pezzo di carta e la portavano all'ufficio personale e noi a quelli che ci chiedevano gli davamo una mano, adesso non si può più far così, bisogna avere tutta la documentazione, o si è capaci di farlo da soli, ma la vedo dura, o vanno dai cosiddetti intermediari, in questo caso il patronato. Noi su questo abbiamo già rinforzato il nostro organico in questa prima fase e a luglio metteremo altre 7 persone in più proprio per dare questo servizio. Un servizio che sarà gratuito per gli iscritti alla CGIL. Voglio chiudere solo ricordando allora il 25 giugno i presidi che avevamo detto di fronte alle IPAB per le richieste di cui avevamo parlato anche oggi. Eccoli qua, bravissimi, grazie. Quindi a Treviso, a Vittorio Veneto, a Castelfranco, a Conegliano e a Oderzo e Valdobbiadene. Questi sono i punti in cui vi potete trovare il 25 giugno dalle 10 alle 12. Grazie per essere stati con noi, a chi ci ha seguito. 18:30 ricominciano i nostri telegiornali, poi 20:10 questa sera avremo un trevigiano, un gran giornalista ospite e che racconta la vita di Marchionne, è un trevigiano che lo ha inseguito in tutti questi anni, e poi stasera lo sport con cui studio voi stadio. Grazie.